Salgano a 4 i rappresentanti della Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale ad Agrigento. Anche i consiglieri Pietro Vitellaro e Roberta Zicari hanno aderito alla DC. Nei mesi scorsi Pasquale Spatario e Alessia Bongiovia avevano già dato la propria adesione al partito guidato dal segretario nazionale Totò Cuffaro. A tutti liberi e forti è il momento di serrare i ranghi, uniti e coesi, consapevoli dell'impegno a cui siamo chiamati, ovvero aiutare la nostra città di Agrigento, purtroppo martoriata da tante emergenze e problemi. Così hanno dichiarato i consiglieri comunali Pietro Vitellaro e Roberta Zicari. La DC è un partito dove militano tanti giovani, centrista, pluralista, europeista, di ispirazione struzziana, capace di accogliere sensibilità diverse, accomunate dalla voglia di fare, di lavorare per il bene comune. Ringraziamo la dirigenza locale, l'onorevole Pace e il segretario Cuffaro per averci accolto e coinvolto in questo ambizioso progetto. Dimostreremo, affermano i due consiglieri comunali agrigentini, con i fatti la bontà della nostra scelta e la coerenza con i nostri valori e le idee. E intanto in provincia aumentano le adesioni del partito alla DC. A Naro c'è quella di Calogero Cangemi, attuale consigliere comunale in carica di opposizione, finora iscritto a un gruppo autonomo. È stato anche vice sindaco negli anni dal 2016 al 2019. Cangemi afferma che la DC è un approdo naturale in quanto ne condivide i principi. Anche a Sant'Angelo Muxaro recentemente ha sposato il progetto della DC l'assessore alla cultura Gianluca Neil. Sono felice, ha affermato Di Benedetto, di aderire a un partito di grande ideale come la Democrazia Cristiana. Intanto stamani a Palermo è stata presentata alla Festival dell'Amicizia, alla presenza della moglie e della figlia di Yasser Arafat, che sarà presente a Ribera sabato prossimo 7. A testimonianza afferma Cuffaro che il nostro partito è aperto al dialogo e al confronto, presente anche il console russo Sergei Patronov, il ministro Gino Lollobrigida, Elena Boschi, il sindaco di Palermo La Galla. Il taglio del nastro è previsto alle ore 17 alla presenza del presidente dell'AS Galvagno. Dopo 30 anni la Democrazia Cristiana torna a fare la festa dell'amicizia e sceglie di farlo a Ribera per una scelta che dobbiamo anche con gratitudine al nostro capogruppo Carmelo Pace, che si è incaricato di far partire un'organizzazione complicatissima. Saranno 3 giorni di dibattiti, di tavole rotonde, parleremo di tematiche importanti che vanno dall'immigrazione alla pace, all'agricoltura, alla sanità, all'imprenditoria, all'informatica e quello che sta cambiando in termini ambientali nel nostro paese. Avremo una tavola rotonda finale dove parleranno della Democrazia Cristiana l'onorevole Calogero Pumilia, l'onorevole Marco Follini, Vito Riggio, Maria Elena Boschi, ma soprattutto avremo una presenza importantissima che verrà a ricordare l'impegno della pace del marito e del padre, ma soprattutto verrà a ribadire quando oggi più che mai è necessario che tutti ci stringa attorno per cercare le vie e il percorso che portino alla pace. Sto parlando della moglie e della figlia di Arafat, che verranno a portare questo messaggio alla festa dell'amicizia. Noi non togliamo spazio a nessuno, la Democrazia Cristiana è un partito libero, aperto, plurale e democratico, nel senso che tutti quelli che vogliono condividere impegni, valori, storia, cultura del nostro partito sono benvenuti e a loro noi apriamo le porte. Ma oggi paradossalmente il nostro compito più difficile non è quello di aprire perché vengono tutti, è quello di chiuderli a quelli che riteniamo possano venire per interesse e non perché condividono scelte valoriali e perché condividono il nostro messaggio di legalità, che deve diventare in assoluto il messaggio protagonista di questa Democrazia Cristiana nuova. Incontro Roberto La Galla per tanti motivi, ma non l'abbiamo ancora ufficialmente incontrato per discutere di quello che vuol fare nella giunta di Palermo. Credo che ci convocherà la prossima settimana. Intanto lo accogliamo a braccia aperte come merita la festa dell'amicizia, perché nella giornata di inaugurazione ci sarà anche lui principale protagonista di un dibattito per i giovani e sui giovani.